Questa rima sa chilometro su zero, accentus e varianti sì, noi ed ottubero, pintas e cittadi sì, vicina e brazza. Grazie a tutti per essere noi nostro. Noi parliamo di bilinguismo, presentato su questo libretto che dove si è sul profetto del bilinguismo capotraccio, poi spipioso. Capotraccio è quello che tutto si batte in mezzo, ma no, ma è questo capotraccio. Capotraccio ci sono precoce in sardo e dunque i benefici del bilinguismo infantile. Un nostro sciantessi sia sull'università, dottoressa Roberta Fadda, psicologa, sia su pediatra, dottor Moi, che lavora da noi in Villa, due colleghe della consulta, Maddalena Manuzza e Lucia Carao, Susanna non arrivava usato e attento stroppo. È stata direttore del suo servizio lingua sarda, nominata nella Rosa de Vago de Onai, che della sua ricetta è con noi, adesso che l'interfaccia con la politica, con la assessoria, la cultura, Firino, che noi possiamo bene portare che sono pure dentro stroppo, se ti spaccia in meno, naturalmente. Ad detto mi vai, penso, Manuela Ennas del Bosci del Murriale, questa relazione del Bosci del Murriale, non è più, che la fai ad organizzare un dibattito. Non sceglierebbe di Susanna Onnis, dirigente dell'Istituto Comprensivo del Zardar, Paolo Zetta, sull'occhio, avrebbe usato, ma sicuro che arriva. Poi quando parla c'è un Antonio Nossa. Stiamo da un anno questo libretto. Sul problema che affronta da questo libro, o meglio, sul poi tecnico fatto, questa è la quale si consulta. La lingua nostra ci soffre del problema mannoso. Sul problema romano si capiamo sul pregiudizio, è il luogo comune, sull'esperienza frasta, che ci punta su questa lingua, non c'è questa lingua nostra, delle lingue minoritarie in generale, o minorizzate, come dinamica linguana. Esatto, convinto che avevo preconciato a guardare, e mezzo, diciamo che più stato, sono uscito su molti bonus, a volte è credente, tutto che disegnata. Antonella Soraci, che è stata ricercatrice dell'Università di Edimburgo, con nota America, che ha fatto trabalho umano su questa cosa, ricercatrice psicologa che studia questo fenomeno sul campo, ha stabilito una cosa importante in me. Su PIPIO, che impara due o più lingue a PIPIO, in realtà sviluppa abilità di usare PIPIO su monolingue a parità di altre condizioni, naturalmente non sviluppata. Dunque, su PIPIO bilinguas est in generale non si scadarello una capacità cognitiva, come insegnare in italiano, più umana rispetto ai altri, impara più facilmente le altre lingue fuoristerze, quella che quando parli sul giovedì comprende come funzionano le lingue, i meccanismi, e dunque quando si impara la terza lingua, comprende come funziona e impara prima e meglio su dei altri. Dunque, ci sono dei vantaggi umani sul bilinguismo ai dati a più sono e riuscito insomma, su roba nostro è fatto proprio cercare di convincere loro Babus e Mammas di questo fatto. Babus e Mammas è insegnanti, educatori in genere, che sono importanti sul bilinguismo poi spipioso. Sul nostro lato ci deve cavare zero digitorio rispetto a questa questione, perché sempre lo spago Babus e Mammas a trasmettere questa lingua ai figli. E senza la trasmissione generazionale, come si spetta, nessuna lingua può pensare che si capisca. Ma non si sa, è chiaro. Noi teniamo su penso 10-20 anni su capo di spago, di tempo su cosa va a essere lingua nostra. Facciamo questo tempo su che non c'è escluso un certo numero di famiglie che parte su sante figli, su figli su tanta fai mano, su tanta cogliaia, non è grado, tanto tempo non è grado di preparare che i figli sono solo, non sa che cosa muore, e questo è il fenomeno del sparesimento delle lingue.
Noi questo punto studiamo una cosa che poi adesso sentiamo essere tutto studenti non c'è, ma ci fronte per che diciamo che nacca 40 che avveniente e ce lo sono intenti mobile che arriva da che santi intenti no, vedo tre spiccioccheros, tre giornaleros. Non ci diamo ci scorriamo a lì e proprio non danno la moglie in mia, sono prima di questa questione. Ma che cosa è importante? Sto aspettando su qua. Poi sapete ribate. Ma pure con noi che coso. Ma abbiamo mai provato una ribate. Tanto sul dibattito lo cucina del viola bene. Ma che cosa interessante. Vabbè, cosa fu? Se dopo una cosa interessante, non mi dire di foste. Va, bene, non vedo. Dove stai andando? Una cacciata strana, su studiato e poca mano di questa regione. Sì, neanche che stiamo a Susano. Io ti sapevo quando ascoltare. Va, ma che al principio la moglie mia che sono prima di questa questione. Noi abbiamo vedere bisogno. E dove stiamo bene, sia il sacro che sia italiano. E dove studiamo a programma o continentale. Guarda che lo impari qualcosa. A un lampo, capito? Sai, come lo siete? Sono casato fino a poco. Ma caro, no, ma come si deve casato? dai, no. Bravo una canalata, voi invece che appare sull'acqua, penso che già è comunque. A questo punto Zerio, dottoressa Fadda, dell'Università di Castello, psicologa, che ha traballato nera su queste questioni, ha fatto traballo con l'università e che adesso è in suo sito, facoltà di psicologia, che è finza che si vede che gli studenti vuol essere del laurea sul bilinguismo infantile, proprio su questo. Prego, dottoressa. Grazie a tutti voi per l'invito, sono molto contenta di essere qui con voi stasera. Quando ho ricevuto l'invito da parte di Giampaolo per partecipare a questo incontro, sono stata veramente felice perché noi all'università stiamo cercando di parlare agli studenti di questo fenomeno che riguarda la nostra isola, cioè del fatto che la lingua sarda sta per scomparire, è in gravissimo pericolo. È una lingua minoritaria, vuol dire che non è parlata da un'intera popolazione di uno Stato, ma è parlata da una popolazione più ridotta che è quella della nostra isola, e per questa ragione ha meno protezioni, non va in onda nella TV, non viene pubblicata nei giornali perché non c'è una forma scritta riconosciuta della lingua sarda, si sta lavorando molto in questa direzione e quindi abbiamo grossissimi problemi nel mantenimento della nostra lingua. La cosa che noi diciamo agli studenti è che la condizione del sardo è simile a quella di altre lingue minoritarie nel mondo. Noi tutti conosciamo la situazione del catalano, che ugualmente lotta per sopravvivere rispetto alla lingua spagnola. Ci sono poi delle lingue nel nord Europa, in Finlandia, la lingua parlata dalla popolazione Suomi, che è una popolazione nomade, che però ha un suo parlamento, i suoi rappresentanti nel governo, eccetera, che non viene parlata dalla maggior parte dei finlandesi, ma da una piccola popolazione che sta lottando per mantenere questo patrimonio culturale. Cosa diciamo agli studenti? Perché dobbiamo difendere la lingua sarda? Perché la lingua non è soltanto una questione di abilità, è vero, cognitive, linguistiche, eccetera, ma la lingua trasporta dei significati e trasporta l'identità di un territorio. E quindi il grande rischio è che perdendo la lingua noi perdiamo le storie, perdiamo i giochi, perdiamo i racconti, perdiamo l'identità di un'isola che invece è molto, molto ricca, molto affascinante. Quindi l'università si unisce agli sforzi dei politici, degli insegnanti, dei genitori, di tutti i cittadini che sono sensibili, diciamo, a questo rischio che la nostra lingua sta correndo e ne parliamo agli studenti in modo che la forza dei giovani, l'entusiasmo dei giovani possa anche canalizzarsi su questo tipo di problematica. La prima cosa che diciamo qual è? È
cerchiamo di rispondere attraverso le tesi di laurea, le ricerche, i convegni che facciamo anche all'università a 3 domande. La prima domanda è quella che la professoressa Sorace ha proposto ai sardi con il suo intervento: ma il bilinguismo ha dei benefici, non ce li ha? C'è un vantaggio nel parlare più lingue, oppure i bambini perdono tempo e tolgono risorse ad altre capacità? Allora, proprio prima di venire qui da voi ho ricontrollato un po' le ricerche in ambito internazionale e il dibattito è ancora aperto, nel senso che ci sono tantissimi tipi di bilinguismo. Ci sono persone che sono perfettamente bilingue, quindi parlano perfettamente entrambe le lingue, altri che invece parlano meglio una lingua, un po' meno l'altra, altri bambini che parlano una lingua soltanto a casa e l'altra soltanto a scuola e nella comunità. Quindi le situazioni sono molto diverse e a seconda dell'età dei bambini, del tipo di bilinguismo, del fatto che possano usare la seconda lingua a scuola oppure no, si hanno dei benefici oppure non si trovano differenze rispetto ai bambini monolingue. Quindi diciamo la ricerca in linea di massima dice che parlare 2 lingue produce dei vantaggi cognitivi. Allora, sicuramente aiuta i bambini a essere più flessibili. Un bambino che parla più di una lingua è un bambino che sa passare con più rapidità da un compito all'altro senza perdere concentrazione e senza perdere nella performance. È un bambino che ha migliore memoria, si chiama memoria di lavoro, cioè quella memoria che noi usiamo per raggiungere un obiettivo. Quindi è un bambino, il bambino bilingue, che sa tenere a mente più informazioni quando ragiona per arrivare ad uno scopo. E inoltre alcuni studi stanno dimostrando che i bambini bilingue sono anche più bravi a capire il punto di vista dell'altro, cioè essendo così abituati a passare da un codice linguistico all'altro senza confondersi, sanno anche tenere più a mente le informazioni su ciò che l'altro pensa e il bambino riesce a capire ciò che l'altro vuole da lui in maniera molto più rapida, molto più efficace rispetto ai bambini monolingue. Però, ripeto, il dibattito è ancora aperto e alcune ricerche trovano dei vantaggi, altri no, quindi diciamo, non abbiamo la certezza, ma abbiamo buone probabilità che produca dei benefici. Mentre quei vecchi studi che indicavano degli svantaggi nell'apprendere 2 lingue, ad esempio un ritardo nello scopo linguistico, un ritardo negli apprendimenti, eccetera, non trovano conferma. Cioè, recentemente ci sono ancora prove a sostegno di questo ritardo, e se esiste un ritardo nell'apprendimento del linguaggio viene poi colmato e attorno ai 4 anni queste differenze tra bambini bilingue e monolingue tendono a scomparire. Quindi per quanto riguarda la domanda, il bilinguismo produce dei benefici perlomeno cognitivi nei bambini? La risposta è fondamentalmente sì, con tutte le variabili da considerare in termini di tipo di bilinguismo, il fatto che venga parlato in famiglia o no, a scuola o no, eccetera. L'altra grande domanda che ci chiedono gli studenti è: ma il sardo è una lingua, ma non è un dialetto, che differenza c'è rispetto ai dialetti, eccetera? Ora, io ho dialogato molto con i linguisti, ne parlavo anche con Giampaolo all'università, che loro sono grandi esperti, no, di lingua sarda, e alla fine questo problema viene superato dal fatto che comunque la lingua sarda è un codice linguistico. È un codice linguistico con la sua grammatica, con i suoi significati, eccetera. E quindi, al pari di qualunque altro codice linguistico, funziona allo stesso modo. Per cui tutte queste diatribe, no, sul fatto che sia un dialetto perché è parlato magari da un certo numero di persone, non può essere una lingua, eccetera, eccetera, va oltre il nostro interesse, nel senso che per la sua struttura, per i suoi contenuti, dal punto di vista scientifico e della ricerca può essere considerata una lingua a tutti gli effetti. E ancora di più è una lingua che è in pericolo per le ragioni che abbiamo visto prima, e quindi va tutelata e promossa. La terza domanda che mi pongono spesso gli studenti è: tutte le ricerche parlano sempre dei benefici del bilinguismo di lingue maggioritarie, quindi bambini bilingue, italiano-inglese, tedesco-inglese, eccetera. Ma che cosa si sa dei benefici del bilinguismo sardo-italiano? Allora, dal punto di vista scientifico ancora molto poco. Abbiamo provato noi con una ricerca del 2012 che appunto Giampaolo ha visto nel sito dell'università, a esplorare i benefici del bilinguismo sardo-italiano in un gruppo di bambini sardi ad Orgali. E che cosa abbiamo visto? Erano bambini di 9 anni, 10 anni,
che parlavano sardo a casa, non parlavano sardo a scuola perché non avevano dei progetti in quel momento di bilinguismo sardo-italiano. Abbiamo fatto dei test praticamente che valutavano la memoria di lavoro, le capacità aritmetiche e test di vocabolario. E i risultati li abbiamo paragonati a bambini monolingue che parlavano solo italiano e poi abbiamo collaborato con l'Università di Strathclyde in Scozia e che hanno fatto lo stesso studio con bambini scozzesi che parlavano solo l'inglese oppure inglese e gaelico. A differenza dei bambini sardi, quei bambini parlavano anche il gaelico a scuola, quindi potevano usarlo per gli apprendimenti. I risultati che cosa hanno trovato? Che in generale i bambini bilingue avevano punteggi più alti nella memoria di lavoro e nel test di vocabolario. In particolare però questo vantaggio era a carico dei bambini scozzesi che usavano la lingua gaelica anche a scuola e quindi avevano più probabilità di praticarla e di utilizzarla. Però è un primo studio, i bambini sardi coinvolti erano 30 bilingue e 30 monolingue, lo stesso gli scozzesi, quindi la ricerca ci insegna che dobbiamo fare ancora di questi studi, andare ancora di più nelle scuole, verificare, farci venire nuove idee per documentare i benefici che il bilinguismo sardo-italiano può apportare. Proprio recentemente noi di che cosa ci stiamo occupando? Non soltanto ci interessa e ci incuriosisce capire se c'è un beneficio cognitivo nell'apprendimento della lingua sarda, ma ci siamo chiesti anche cosa ne pensano i bambini, perché negli ultimi anni c'è stato proprio un crescendo di progetti che hanno proposto la lingua sarda nella scuola, eccetera. E allora questi bimbi che ne pensano? Noi siamo andati un po' nelle scuole a chiederglielo, gliel'abbiamo chiesto attraverso il disegno. Poi gli abbiamo fatto delle domande, abbiamo fatto delle domande anche ai genitori e nel disegno gli abbiamo chiesto di disegnare una persona che parla il sardo. Questo perché volevamo capire se nella testa dei bambini ancora il sardo era una lingua magari dei nonni, delle persone anziane, eccetera. Invece con grande soddisfazione abbiamo visto che i bambini disegnano se stessi, quindi rappresentano dei bambini che parlano il sardo, eccetera. Però questo lavoro l'abbiamo fatto in una scuola dove si facevano i progetti di lingua sarda. E quindi poi abbiamo raccolto recentemente anche i dati in un'altra scuola dove il progetto non era presente, dobbiamo ancora vedere i confronti e capire se c'è anche un beneficio in questo senso, cioè se fare i progetti a scuola aiuta i bambini a riappropriarsi di questa identità, quindi a sentirsi più protagonisti della lingua. Quindi diciamo il lavoro è ancora tanto, l'entusiasmo c'è, io sto avendo diversi studenti che sono interessati alle tesi di laurea in questo senso, quindi la nostra idea è che la ricerca scientifica possa in qualche modo dare forza anche alla voce di tutti coloro che credono nella lingua sarda come veicolo di identità regionale, come patrimonio prezioso dal punto di vista culturale e come appunto fonte di beneficio anche dal punto cognitivo e linguistico per i bambini. Grazie dottoressa, è molto interessante. Essa poi dà un grado del suo profetto, questo che spetta sul giovedì, sul Dio, una rausa, no? Le disabilità, le differenze più umane, che o Dio che guarda per lingua e la tem, faccia una che ti guarda scettone. Ma è una cosa molto pensata altri benefici, non per spago importanti, a causa dessa língua e molti, come potevano essere culturali, politici e também econômicos. O esempio non mi bene giusto. Come decidesse c'è stesso pericolo che i stati italiani si mangiano dalle scorie radioattive dell'Italia e non la nostra. E la razza della reazione del tempo, sardos, rispetto a questa cosa. O conto è che se uso i sardos con identità forti rispetto a questo che mi causa pari e non ha enorme la forza politica manca. Altro conto che si muoveva in ordine sparso, uno che lo conto così, va bene, ma io lo preso tempo di voi, ma sono sempre a me che no.
Allora questa coscienza di appartenenza, questi intenti comunitari, e questa lingua più di ogni altra cosa, la lingua è storia. Chi non si perde la lingua e storia del nostro paese su chilometri, proprio su chilometri politicamente. Dunque, a parte i benefici sul profitto che viene avendo questa Roberta Fadda, c'è molti gusti, che molti non sono importanti secondo me. Davide scaricciamento a noi questo trabalho, intanto che ho fatto e c'è con un liburetto di 20 pagine agevole, non poi sai, poi si vai a cosa impegnativa, che ho fatto apposta con pitture, vignette, che si veicolato sul messaggio in maniera chiara e spiritosa pure. Poi te voi ci devo che lo manderò in servizi, no, invece sono che vignette più immediate. Le ho fatto grazie a ciò che era esatto, era a me, perché senza adesso non le sai fatto questo trabalho. Non rubare di capa, se mai lasciamo il mese di trabalho, scelte voi spintura, se da zero il nuovo, proprio non è grazie, se ci non mi discare, non mi segnale assicurato pure per la sua prologo per il paese. Grazie a lei, non per la consulta. Dottor Moi, Zalanai, si affronta, non si anticipa in nome. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io avevo preparato un paio di diapositive, ma insomma cercherò di guardarmele e raccontarvele. Quando Giampaolo mi ha chiamato, in effetti mi sono trovato un pochino in difficoltà perché è proprio fuori dal mio campo e quindi sono dovuto andare a cercare alcune cose. È stato un pochino difficile fino a quando mi sono imbattuto nel lavoro della dottoressa Fadda sull'International Journal of Bilinguism, che insomma mi ha permesso di cominciare a capire qualcosa, ed è il lavoro che lei ha citato con Fraser Lachlan, ed è stato molto interessante perché da lì poi sono partito. Ovviamente non ci sono tanti studi, l'ha detto lei, non ci sono tanti studi, ce n'era qualcuno sull'inglese e francese, italiano, spagnolo, eccetera. Le lingue minoritarie, basco, catalano, stanno adesso cominciando a essere prese in considerazione. Lavori sul sardo, c'è solo quello che ha citato lei, quello che non ti ha citato, che hanno fatto loro, che è lo stesso che vi avrei presentato io non sapevo che lei sarebbe stata qui. E quindi sono andato a cercare altre cose. Ho fatto una cosa scientifica, sono andato sul più grande database che è PubMed e lì qualcosina effettivamente ho trovato, qualche review, cioè qualche rivalutazione di numeri grandissimi di studi. Per esempio ne ho trovato uno che ha preso in considerazione 6.000 partecipanti e che non prendeva in considerazione una lingua piuttosto che un'altra, ma prendeva in considerazione tutti coloro che avevano una cosiddetta sorta di bilinguismo, e tutti questi rivalutati avevano messo in evidenza sempre le stesse cose: un miglioramento della memoria di lavoro, un miglioramento della capacità cognitiva e un miglioramento nell'imparare il linguaggio molto più rapido, in età ovviamente molto bassa, stiamo parlando 36-66 mesi, cioè da 3 anni ai 6 anni circa, molto più rapido rispetto ai soggetti monolingue. E questo è secondo me un punto di partenza fondamentale per capire che se facciamo usare la nostra lingua e la nostra tradizione, riusciamo a mantenere le tradizioni, quello che diceva Giampaolo, a mantenere la nostra lingua. Ed è fondamentale che lo facciano a scuola, perché in famiglia è vero, i bambini passano abbastanza tempo, ma la maggior parte del tempo in cui studiano, stanno con gli altri, lo fanno a scuola. E quindi secondo me la scuola deve avere un ruolo fondamentale in questo. Un'altra cosa che mi ha colpito è stato il confronto tra i bambini scozzesi e
e i bambini di Dorgali. I bambini scozzesi avevano delle performance migliori perché, come ha detto lei, lo parlano a scuola, ma la loro lingua è anche nella letteratura, cosa che noi ancora non abbiamo come Sardo, ne abbiamo molto poco. E questo, nei loro numeri, ci ha aiutato moltissimo. Cioè, se tramandiamo le nostre tradizioni anche nello scritto, riusciamo ad ottenere performance migliori. E poi sono andato su un paio di siti di neuropsichiatria infantile e qui mi ha interessato una cosa, e cioè che ci sono delle influenze nel bilinguismo nello sviluppo del linguaggio. Cioè, un bambino che si trova ad imparare 2 lingue contemporaneamente non ha grandi difficoltà, assolutamente, anzi, c'è un'implementazione nella velocità dello sviluppo della lingua. E questo non è che lo diciamo, c'è scritto, sono lavori usciti nel 2015, gennaio, febbraio, quindi dell'altro giorno. Questo che cosa ci serve? Ci serve per dire che noi dobbiamo insegnare ai nostri bambini a parlare le lingue da subito. Non è vero che li confondiamo le idee ce le abbiamo confuse noi, perché noi abbiamo sempre studiato l'italiano, poi qualcuno ha cominciato a studiare il francese o l'inglese, ma sempre a scuola. Io l'ho avuto in casa questo problema. Io ho mandato i miei figli a studiare l'inglese a 9 anni. Hanno il triplo della velocità di apprendimento rispetto a quella che avevo io. E questo è fondamentale. Chi studia, chi lavora con i bambini, noi, gli insegnanti, gli psicologi, lo sanno benissimo. Credo che questo sia il nostro punto di partenza, non di arrivo. Grazie. Grazie dottor Moi. Via dicendo, perché ti fai che ho più entri 5 anni, se vuoi imparare che è un grande problema, si usa 4 lingue, che dà esposizioni giuste, su stimoli giusti, chiaro. Questo che aspetta adesso che hanno il dottor Moi, è forte che guarda una cosa, che ci sia pago letteratura. E c'è pago letteratura. Fuori da un amico su che dici, ti conosci su Sartre, aspetta che pensate esatto, allora dicono, ma lo conoscete un Sartre su a questo autore, Lovina? Lovina, no. E chi è Lovina? No, benvenuto Lovina. Non ho un'intenzione. Benvenuto Lovina è uno che ha scritto solo per il romanzo di cosa, altro che chi non le ha le parole legge, chi se lo legge? Beh, non lo conosce, a parte chi si occupa della lingua, chi studia, non lo conosce, ma è un capolavoro, bilingue, tra l'altro sardo e italiano. E come te questo ci andate, no, meno, se si compie veramente bello, ma ci andate. Che si chiama leggesi sul libro di Antoniano, che vuol dire la stessa letteratura. No, una letteratura uguale, ma manna, da me è pubblicata non con sentitore, ma con tipografi, e lui viene, e non è ufficiale, non è una letteratura che non è ufficiale, cioè esiste, ma non è sul numero ISBN, Proprio questo è un problema, perché mentre gli scozzesi ce l'hanno e la trovano in libreria, noi la troviamo da padre in figlio, ma non va in giro. Se io vado a cercare un libro nella nostra lingua e non lo trovo. Se ne trovano meno di quelli che potremmo trovare, sicuramente. I canali non sono quelli degli altri. Poi rispetto alla lingua, decidevo se la lingua deve passare in scuola, non le priorità di questa. Ma questa scuola sarebbe però portare a uomo, attenzione, questa cosa deve legittimare, questa lingua, l'altra lingua, si impara tanto, poi nel contesto familiare, non si parla in scuola, si parla inglese in scuola, non mi manca, non lo so. In generale, eccezioni a seconda, ma in generale non si impara. Sulla figura del suo pediatra, secondo me è fondamentale. Devo una stessa direttore del servizio linguistico regionale, poi da suo pediatra sarà relata con suo ricchio e San Mamma, su Parma, in corso di San Mamma, penso, da 0 ai 6 anni,
Chi su pediatra consiglia la mano su Pablo, c'è stabilità in famiglia, in Parigi si usava che era il profeta, si spiega questo, e c'è venuto convince solo di esperienza, fare questa operazione. Questa è una cosa manna, spendendo il capo salario puro, non riuscito. Noi abbiamo su quello, è stato direttore del servizio lingua sarda, che è stato nominato nel stato peruano, mi pare 3 o 4 mesi. È una cosa curiosa, tanto accusata nel suo curriculum, cosa sua, non lo potevo scritto lingue conosciute, italiano e francese, mi pare. No, su sardo non l'hai scritto, no, un momento, la servizio lingua sarda l'ha scritto ormai su sardo. No, ma questo non conosce su sardo. Beh, su sardo lo conosce in inglese, prego. Buonasera a tutti. Io ringrazio in vera appunto Giampaolo Guiso che mi ha invitato con questo convegno per presentare questo libro. Ho avuto questa occasione proprio di consultare in anteprima, mi fanno mandare questa posta elettronica, quindi da apprezzare un meta. Noi pure portare saluto su questo assessore che all'ultimo momento ha tenuto un stropo e quindi appunto per dispiace di non poter partecipare, non poter partecipare. Come dicevi, sul servizio questo assessore ovviamente è proprio come al compito istituzionale, questo di promuovere questa lingua sarda. Poc'anto torni avanti non si è dato il finanziamento su chi è Savolli e questo è un grande problema, però poc'anto riguarda proprio questa diffusione di questa lingua a questa scuola, o che noi abbiamo stati epidemi, insomma, abbastanza, insomma, una bella cifra ecco, da utilizzare, sperando di utilizzare nel suo meglio modo possibile. Poc'anto riguarda proprio sul tema di noi che affronta la Narauso su questo opuscoletto, devo mi sono rendere conto che stiamo con questa esperienza mia personale. Dunque, in famiglia poi stiamo sempre su sardo, poi con marito mio quando era giovane sono sicuro che stiamo su sardo, infatti in domo che stiamo su sardo, però con un mito sbaglio, a figlio mio, cioè che stiamo su sardo, non su uso deo e mio marito mio, ma non dopo che stiamo un figlio mio, su tu comprendi introdotto ovviamente. Poi probabilmente questo sbaglio da fatto che da questa generazione che è letteralmente bacchettata nella scuola che questionava su sardo, cioè proprio per proibiva questionare su sardo. E quindi se nasce a proseguire questa mentalità, o figlio mio puro, che a volte si questionando direttamente l'italiano e adesso imparare meglio da si esprime in italiano, che vede un limite questa lingua sarda per questo motivo. Però pensando proprio a questa esperienza mia, questo studio che ho fatto, in realtà mi riconosce in questo che punto in arena questo studioso su queste universitari che a volte invece è stato un vantaggio, non è stato un ostacolo a essere cristiano in sardo. E quindi ripeto, cioè, per fortuna figlio mio in modo particolare, che si è laureato appunto in letteratura, mega da s'accostare a questa lingua e mega da fare escursus di alfabetizzazione, quindi mega da andare a tornare a si interessare a queste cose. Sacra villa mia su proprio che è portata a me da voi in lingua, questa mancai appunto non di solito c'era nascere a questionare tranquillamente a scrivere, ma che non ha fatto, quindi allora si è fatto vedere che questionare un dopo è stato abbastanza utile per questo lavoro, non c'è nessun problema a si rapportare in sardo duro, anzi sì, devo mandare proprio con Natalia, esaurio per non fare in domo, esaurio sul sardo e mi corregge questa a me che abbiamo scritto male, insomma, quindi perdonate. Insomma, poi concludo, devo appunto come andavo una prima, ci sono scelti 4 mesi in questo servizio. Sono stati 4 mesi in meno intenso, che però non ti coinvolge specialmente 4 problemi amministrativi, che in questa regione, ma come in tutto lo Stato, molti cambiamenti, dopo il di bilancio, di riorganizzazione, e questo meglio si dedicherà in meno tempo, proprio così dedicare ai temi fondamentali. Poi spero comunque questa cosa, se meglio si stai, proprio nel ufficio, che mi voglio dedicare veramente mente libera a tutte queste problematiche, che da uno sono parenti in questo momento, poi da sì,
Mi interessammo di queste questioni, ma di gente che ogni avanti anche articoli sui giornali, dove mi occupavo di altre cose, finché se mi sono occupata di formazione professionale e di politica del lavoro, insomma. E quindi di questa lingua divento cittadino comune, quindi occupavo di gente. E poi, cioè, siamo stati atterriati in questo servizio, mi rendo conto che effettivamente è una cosa mega importante e un argomento di me che mi appassiona in me, quindi spero di poter donare, insomma, tutto il suo contributo meglio che posso, poi risolvere eventualmente i problemi che ci sono sicuro. Si saluta a tutti e spero che si possa incontrare in altre occasioni, si può raccontare cose migliorative a Narauso. Grazie, sono parlato un po' da Nizuri sul incarico, sono 4 mesi, no. Questo rispetto adesso che va qualche profetto o no, se devo scrivere che hanno Gramsci, no, come lì da Sasori, e Gramsci hanno tutto un dicevo, tutto scegliere se no, su questa lingua, perché sono stato grande intuito rispetto a questa lingua, raccomandato a Sasori, perché pare su tanti figli, sono non desiderati, sono salvati, che niente intro, e questo mezzo sono in altre teorie. Sono su sindaco che vi arrivavo, scio che ci monti di ovri picciocco, sono qui a Paolo, sono a Canaranta, Cadorranta, e capo a Torno, piccioccheros. A cosa ritorno. Buongiorno signor Fulvio, come stiamo? Saluti, dottore. Ti ha portato quegli esami che le ho chiesto la volta scorsa? Benissimo, benissimo. Esatto, ci punte? Sì. Abba no, abba bec, abba santa, cesso. Tari, tasi, ici, Tammo, dimmi, vedi cosa fa la causa. Grazie. Oddio. Vediamo un po' questi esami. Allora, i criteri sono un po' alti, bene. Ma mi dica, mangia molti dolci, signor Fulvio? Vero. 12. Ma detto se un buono. Sono. Comunque, per il suo problema, dovrebbe ridurre l'assunzione. Assunzione. Ma che me che licenziai a tutto? Non è che papà è in un spacco del tuo, che parece del guerra. Detto papà è in un spacco, ma parece del guerra. E tranquillo, andiamo avanti. Allora, il colesterolo, ai. Glicemia, mamma mia. Filidrupina e KGT, bene. Ma mi sta trascurando la prostata, signor Fulvio. Ma vabbè, stia tranquillo, passiamo all'alimentazione. Alimentazione? Su di pappa. Su di pappa, per il suo problema è importante che per un po' di tempo mangi in bianco. Ma mi tempo che stia bianco, fai? Se mi spiega pure non ha. Comunque, mi ascolti bene, che adesso le do queste 2 pasticche che deve prendere lontano dai passi 2 volte al giorno. Ha capito? Ma sa ci deve come sia brasa per spiegare? O non sapesse tu non deve parlare? No, sì, non ho capito nulla, ma comunque. Va bene, a posto. In più le prescrivo quest'altra per le pastigliette, perché la dieta e le capsule le provocano stipsi. No, sì. Ma che cosa ha capito? Queste pasticche servono per andare a... Eccoci comando Teo! Questo che poi dottore si guarda da un salto. È un'allusione.
Guasarda è insegnante di questa scuola materna. Non capivo. Ah, no, grazie mille. Fosse stato... Ma ho scritto un biglietto quando siamo venuti per un giorno. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questo Tokyo, che in ogni occasione, essendo ministro di questa scuola di infanzia, di gestionare questa esperienza che faccio e che vedo su rispettivo. Abbiamo variato su stavati a Sardara e su Pietro su Pedrese 4-5 anni e gestionato uno scetti per italiano ma in sardo loro. E il musico designato su di vedere su ogni attivo. Appena arriva i spippios su carriera giocare, dopo vedere sul calendario. Allora, speciocchendo, su contanta i scompagni, e voi i nomini siete stagiva, dei mesi, siete questa stagione, sì. E poi i casti il talento fai in Carentesi in Savantana. Savantana ve lo serrate. Poi festa, la vaschigetta, la scamanna, la festa di suo papà, di sua mamma, o sa capare di Sabine Sanno, imparano canzoni, imparano di l'anno passato ho fatto Movizzas, tutta questa ginnastica, donando le indicazioni a Spippiuso in lingua sarda. Allora, me sa Antanai, ma è casretti tutto gusto. Strebio con pavosa, e non è che Susanno sia da Strebio, o votare Spippiuso a fare un mozzamuro. Oppure che suggestione Susanno, stroba da sempre italiano. Questo è sopravvivenza da gente mera, che non si deve avere nessuna esperienza con queste cose. Devo dire invece che Spippiuso non fa nessuna mistura e magari sienta Spippiuso comprende di bene che non vuole in italiano e che non vuole in pensato. Anzi, tra cursus, tra i scompaggetti, funti esprimus a sindacatare anche un po' lo sbaglio. Allora, su questionare due lingue, mi esprimo usando di vita, e io spero che non sia la scelta di esprimo usando di vita, ma che sia una cosa che sia da sempre. Esti del Portomanno, poeta, in questa maniera, tutto ciò si impara, aveva da fondamento, cioè pagando pessimi anni. Su 5 cose, e in questo caso due lingue, è sempre meglio su 11 commenti su 14 è sempre meglio su 13. Allora, in Augusto corrisponde loro a chi nada da Spippiuso non si deve imparare su usato, ma si deve imparare l'ingresso. Sì, si vuole fare questa cosa esatto, anzi sì, è meglio, per lingua Spippiuso scelti che cos'è. E infatti è proprio gusto su di un gusto di puretto, cioè sul profetto del suo bilinguismo caporaggio. In modo, grazie, stavo mai ascoltando, però prima non hai causa e mamma che questo merito di noi, che imparano dei figli a questionare su usato, però non ti si deve imparare per allora, da uno deve dire a imparare, a sempre questionare su usato, sia dall'uomo che fuori di uomo, e questo non mi ha donato nessuno troppo. Ci siamo resi mi piegare un titolo di studio,
che oggi mi permette di fare pregei ed imparare a spiegare su questa lingua sarda pure, cosa che lo faccio online sono stato sia proprio per fare. Grazie. Grazie a Luigi. Luigi Veste aveva contonato un pilastro dessa consulta e vicepresidente. Ma da appena arriviamo allo Zedda, che non si intende bene, del Rubetro Online, poi vengo in meta. Mo so di Maddalena Manunza, psicologa, altra aperta contonata dessa consulta, segretaria, che è stata a contare, Luci è stata a contare. Buonasera. Io penso contare un'esperienza mia di un tribaglio che ho fatto con un novizzino che ha dentro una pagina al fare nel studio mio, mi dava battuta mamma con un problema di apprendimento sulla dislessia. Questo vizzino però di già mannito, non è facile a tribagliare con un vizzino somano quando tiene un problema di questo tipo. E questo vizzino fu un ragazzetto difficile di carattere, pure. Non fu di tanto un masetto, fu un ragazzetto d'arresto, il suo vizzino, insomma. Però, con tutte queste cose che io in studio, mi fu preparato tutto un programma per fare da questo vizzino, quindi tutte queste cose che narrano sugli studi, su computer, programma di computer e tutto. Questo vizzino me l'ho fatto a bere e mi ha sbagliato un pizzetto male. E mi ha detto, se non ti dà sta creno che devo mi mangiare a fare queste cose, funti cose, devi piedi se 2 anni, Dio non ti faccio. Bene, la buona volta che le fa che tanto. Cioè, l'ho risposto un salimba mia. Questo vizzino si resta una vez spantava, no? Ma e tu? Come te mai? Ma che lingua parli? Beh, non so capitano su queste questioni di due, devo fare la lingua mia, che io su Cuglieridano, io su dei Cuglieri e Cristiano su Cuglieridano. Ma tu però, Cristiano sa come ti canta a sta azienda. Va bene. E allora la panalista si te va che mi ha dato che non querer fare le queste cose sul computer, eliminare se che sono cose spopizzino, piccole. Facciamo una cosa, devo passare Leo, se scantone se dello sta azienda. Lo leggiamo sopra, su queste cose, e poi tu eliminare come desinare in italiano, o come desinare in campidanese. Abbiamo fatto questo tribaglio. Una pagina mese, se questa cosa sta andata avanti, cantando pure con il suo vizzino, però facendo di scrivere, facendo di leggere, esasperarla in sardo e poi in italiano. Potete dare su conto degli studi che hanno fatto appunto tutti i ricercatori sull'Università di Castello, eccetera, questo ha rafforzato in qualche modo sa memoria, appunto, la memoria di lavoro del bambino, in qualche modo, viene rafforzata. Infatti, tempo su appostisi, hanno tutto su vicino nel reparto di neuropsichiatria infantile, vuol dire a quale punto fosse la dislessia sua. E comunque, ci sono una cattausa, quindi bevuto di stato, lo pago da mezz'ora a mezzo, su vicino io a mezz'ora. E no, ma che metodo ha usato? E voi bisogna andare di lavoro. Io già fui accanto a mi guardare, sapere che mi hanno preguntato che metodo ha usato. Però non di certo un metodo tradizionale, quello che si usa comunque per la riabilitazione per le dislessie. E come ha fatto? Ha detto, guarda, io ho usato il sardo. Bene, ci hanno fatto i complimenti, ma non è bravo. Questo può narrare che comunque si usa, non deve essere una lingua o considerata una cosa che non serve, voi te serve. Quindi come ti serve l'inglese, come ti serve il francese, serve usato. Usato prima di tutto siamo noi, non nessun altro, siamo noi. E quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di essere sardi e orgogliosi di questa lingua nostra. Io in nome mia ho fatto
su matessi errori che ha fatto questa signora. A figlio mio sono risalto questo è un auto usato, poi te che Dio pure sono figlia di questa storia che hanno foste hanno che in scuola non facevano una questione di usato, e dopo penso da questa scuola, no? Quindi però devo superare che tutto è spartito dalla scuola, e tutto deve tornare alla scuola. Si scuola come in qualche modo deve fare comprendere a figlio nostro, a nipote del mio, in questo caso, io che penso nipote, che l'usato è importante. L'usato, come ho detto, siamo noi, questa cultura nostra, questa raidina nostra. Noi senza raidina non andiamo da nessun luogo. Siamo spediti senza raidina. Quindi è importante questo, che ora da scuola, e che da scuola ora da partire proprio l'amore cosa lingua nostra. Non è di più nostra il brigonza, non è il brigonza questione di usato. Devo finire. Grazie Maddalena. Proprio il suo dato è un noso, è il fatto che il noso, vediamo pregunce, tante capite questo pregunce, e poi è usato. Este fatto di autolesionismo, autorazzismo, che è terribile di avversi, è terribile che si razionalizza questa cosa. Non mi si rende conto a mano di questa questione, devo quello che di questa negazione culturale, di tutto, ma che non si può usare un dono. E quando mi sono accattato di questa questione dei tavuti, e siamo stati lì, a Pupiu, mi sono negato a me, e appunto, ho dato un giusto dovere, mi intendo di fare qualcosa davanti a me per questa questione, cercando di lavorare pesare di come Teseo, di questa grande ingiustizia che io vi abbiamo subito. Bene, arrivato sul sindaco, se rubasse ci si dà un saluto. Sindaco Peppe Carao, che non c'è bisogno di essere presentato, ti conosco Grazie a Paolo, siamo tutti su Medeo di noi. Devo invece a ringraziare pubblicamente tutto sul lavoro che hai fatto, no, ma che hai fatto in tutto quest'anno, e che ha fatto Paolo in particolare, ma che ha fatto questa consulta, e tutto su che tanti si che una maniera, a darsi che a vita, e quindi di questo sono veramente orgoglioso. Potevo sapere in morta, in vita, se ho posto sul problema della lingua in maniera sistematica. Io ho subito questionai Paolo Lucidi, devo ammettere esempi, non faccio che Spippiuso riesce a imparare l'italiano e l'usato, io invece da ammettere l'usato italiano. Ma quando la parlo pubblico, in dica che faccio, quando l'incuno si affaccia a se ne sindaco, io solitamente faccio questione, devo volutamente in salvo, da magari devo meglio, si vuole come tirare la Maddalena, devo usato, e quindi chi se ne sa di qualcosa mia, per me è questa cosa più normale. Non è una questione del folklore, non è una questione del vanto, semplicemente io nasco questa terra della tua lingua, e io utilizzo questa lingua per comunicare, con questa lingua con questa lingua, per comunicare. Ma una volta è più facile comunicare in sardo o con queste espressioni più chiare e più netta puro, piuttosto che utilizzare l'italiano. Ma torno ancora sulle cose che stiamo avendo. Posso aprire molto in maniera sistematica, la politica si attraversa applicare in qualche modo coscienza dell'importanza e sui valori della lingua. E non ti ho fatto fetti potendo usarlo all'interno del suo consiglio comunale e non inditi l'importanza attribuendo la delega ad hoc, perché ho fatto questo. Ma c'è stato un lavoro umano fatto con Ciccai, ovviamente, di dare questa possibilità ai spicciochetti sul nostro, di imparare questa lingua e di imparare a scuola, facendo questa richiesta all'assessore regionale, di modificare molto su questa, si donesse questa possibilità ai babos e mamas di insegnare su usato i propri figli a scuola. Li ho fatto intervenendo pure cercando di mancare
non devo decido, diciamo, a sentire dei parti, però ho cercato in ogni attività che ho fatto di valorizzare questa lingua, questa tradizione e tutto il gusto che in qualche maniera si vuole imparare e fare che il salto siano nazioni. È un concetto fondamentale, soprattutto in un periodo in cui c'è omogenizzazione. In un momento in cui si parla di globalizzazione, proprio è fondamentale invece l'esercizio dell'essere nazione, cioè avere qualcosa di comune, di radici comuni. Ed è un modo anche per differenziarli, ma è un modo anche per avere una prospettiva diversa e anche ti dà la capacità di confrontarti in modo pieno con le culture diverse, con le nazioni diverse. E questo implica ovviamente un arricchimento. Dosinaro, va banalirari, quando vi sono sul salto puro, castai, insomma, a me mi da questo punto di vista molto curioso intellettualmente quando mi confronto con le parlate diverse dal campidanese. Io quando vi sono alla casa dello studente, quando voglio universitari, cerca sempre di mi confrontare con Susanno cosa mia, con Susanno desastroso, e quando questionare uno reso o uno un locutoreso oppure vogliastrino, devo dire no, questione mi salvo, che devo fare su sforzo di imparare questa lingua cosa lui e lui deve imparare questa lingua cosa mia, però devo cercare di si sforzare. Si vuole una prospettiva di confronto, una prospettiva di crescita culturale, che ovviamente non fa altro che Luigi utilizzava l'espressione che mi piace meno, fai sommi diventa mano e sommi non diventa mano vuol baraza. Quindi sul confronto giurerà a si fai omisi. E quindi veramente todo grazie a tutto gusto, a questa consulta, alle associazioni, si parla, non a chi scaresce veramente, a tutta questa gente che in questo anno anche comprende i valori di questo percorso, che è un percorso non vedi, un percorso di gastra accidentali, tradizioni e così via. È un percorso politico, è un percorso di visione di questa politica e di visione di dove si fa questa Sardegna. Con Paolo Di Cristionazzo, una volta è tenuto su posizioni diverse pure, come è normale che sia. E do, dinaro sempre, però è fondamentale all'interno di questa visione, di questa Sardegna che è del gusto che vuole fare a mano, del gusto che deve lasciare al nostro figlio puro, diventa fondamentale valorizzare tutti questi elementi endogeni, cioè quelli propri della Sardegna. Però non può esserci una visione della Sardegna che guardi a domani senza ovviamente la tutela della propria lingua, perché veramente senza la lingua perderemo il legame che ci unisce tutti. Quindi veramente grazie Paolo, io auspico che non solo a Salta non domani, ma anche in tutta l'isola si faccia questo lavoro importante che stiamo facendo per tutelare alla fine noi stessi, perché di questo stiamo parlando. Veramente grazie, e grazie alla comunità perché ha capito che non si è trattato di un'operazione meramente politica elettorale oppure propagandistica, e invece tutto questo percorso ha avuto un profilo alto. L'abbiamo fatto anche grazie ad amici che mi piace rivedere, che in qualche modo ci hanno seguito in questi anni, amici di conoscere altre persone che in qualche modo condividono questo percorso e che hanno questa visione della Sardegna, ma veramente, ripeto, dobbiamo continuare così e forza Valisi. Grazie a me, Susanne, ma questa è uno complimento, non direi un complimento. A parte per ora devo dare grazie alla Susanne che in tutti questi anni ad aiutato, supportato, a volte sopportato loro, secondo le politiche che si può tendere in conto del bilinguismo. E finché posso dire pure che si ha donato, come consulta come assessorare una cosa di questa lingua e vedere se stesso su dinai assessore sul bilancio pure. E tanto al lavoro. E tanto al lavoro te che ovviamente non si va a scancare con sui dinai, ma questo quello non è.
Etiopianai. Due considerazioni su questa lingua. Questa lingua non nasce e non morre, come abbiamo fatto di evoluzione naturale darwiniana, come una volta si pensa, no? Ma le lingue nascono, a un certo punto poi si morrono. Le lingue nascono e poi si morrono, che si morrono, poi precisa politica del suo Stato o della regione. Questa dice, chi sa lingua sarda si chi vive o sa da morre, questo dipende dalle politiche che pone in campo. Poi c'è stato questo slogan, questa frase connota a me, di Martin Luther King, pubblicizzando eventi, questa storia sarda, questa scuola italiana, cosa che ha fatto Santo Ingiuro, con il professor Tottimano, che grazie a questi nostri, vicepresidente del liceo scientifico e lusso di Santo Ingiuro, che narra perché parafrasando, cioè non è che sia questa politica de oggi, questa giunta regionale de oggi, che è responsabile di situazione linguistica che chiede su chiesti, ma va meda. Non è responsabile, la connota, però in questo momento, quando uno fai su chi ha da Spotify, chi ha in potere su dei fai, ne sarà vai corresponsabili. Quindi questa politica adesso è regolata come queste autrici, sa responsabili, se che deve essere del sosperdimento delle lingue e dunque delle catastrofi antropologiche e culturali umane, o può essere regolata con altre cose? Questa è stessa domanda che vedevo su questa pregunta che vedevo su di noi, a sta dirigenti del servizio lingua sarda, che ha tornato spero assessore Pirino, che ne può dire bene. Sarda ha fatto a Chicago del Vain subito cosa sua, ma più che altro come esempio politica di importo. Devo sono convinto che su Sarda poi si vuole salvare per entrare in scuola, perché in cui deve entrare, ma può legittimare, può dare in dono, però devo credere che debba fare uno strumento di lavoro. Su Sarda deve scrivere per aiutare a gattare il traballo o a gattare il traballo. Come è tutto in lingua normale, se avete studiato inglese, inglese si giocava a traballo. Non guarda che tutto questo traballo si agattava, questo che si fa comunque, non era su che sarebbe sicuramente. Ma lo studiato, avete pensato che sarebbe, diciamo, potete fare questo concorso, avete pensato, se non andava fuori, che si sarebbe, avete visto. E si sa deve essere proprio cosa, ma c'è in me a noi che in certo straballo su papà di traballare sarebbe usato, questo deve essere già con norma, ma è possibile che meglio all'ospedale, se centri di casi anziani non sia prevede con norma se conoscenza del usato. Abbiamo fatto un bid in questa gara di appalto, lo prevede che questa gara di appalto, se capito là che papà di traballare, gli operatori da conoscere usato, poteva essere cosa minima da fare. Già è da dice, però ci deve essere un riconoscimento formale, ufficiale. Posta la biblioteca su Roma, sono scritto che il 25% dei horas di attività normali, non progetti normali, deve essere veicolati in sardo. E dopo un capitolato di appalto. Questi analisi dicono, non è che fai folklore, se autobus, non mi dico questa cosa, non credo, si può merda. No, se devi fare un traballo. Pensate che questa cosa fatta da questa regione seriamente, una serie di norme che donato o che aiutano, donando un contributo, possa aiutare a salvare questa lingua. Non è che babbo se mamma c'è tutta cosa dice, salava da prima del negare sul diritto di aiutare a subire la cattiva traballo. Non è che dice. Ora è ora delle domande, se c'è questa relazione delle borse demoriali, penso che avrei parlato qualcosa. Manuela Ennas. Tanto abbiamo chiesto a Oreste Vili, spesso presidente dell'Accademia di Susardo Onlus, che voi penso che non è un qualcosa pure. Ecco. Prego, Manuela. Saluto a tutti. Ci inizio subito, grazie a me. Torno grazie prima di tutto a Giampaolo che ci ha invitato. A me mi nata Manuela Ennas, non saprei dare non sciogli, questionare come una mamma che per esempio su più su in sardo o come appunto una responsabile di un giornale tutto in sardo. Non saprei dare, do grazie a Iaia mia che mi ha pesavo in sardo.
Che adesso in meta contenta ho il tescili che traballo facendo su sardo questo piuso e con questo giornale. L'anno passato ho fatto un laboratorio con questo piuso della scuola noi abbiamo su più mio a gratis naturalmente. E ho fatto un laboratorio a ICI con una amica Deo in sardo e essa doveva in inglese. Italiano non questione auso, scelti in sardo e in inglese. Sti più sono andati da 3, 4, 5 anni massimo. E ho fatto canzoni, e ho imparato i numeri, e ho imparato i disi della gita, le stagioni, i più hanno imparato a mai come si rianta. E vi hanno apprezzato su mera. Hanno fatto sa recita, sa capo sano, hanno cantato. O canno, si domandano ancora questa si binti, questo spippiuso, si preguntano da qualche anno non facevo sul corso che ho fatto l'anno passato. No, che non facevo, ed ho sceso poi da non facevo. Non poi da Deo esamina mia non lo volevo fare, ma poi da cucco a mamma per questo spippiuso, sesti che sciara, e non fia da preggiare. Poi da Susardo, secondo questa mamma, è ancora una perdita di tempo. E non ti comprendo invece la ricchezza denti, poi da s'ingreso, non tutto sono riuscito a questionare bene, in maniera sciolta, diremmo, no? E invece questa ricchezza dei tempi, una lingua in dono, ed è da voi di questionare questo spippiuso. Non comprende il timore dagli congiusi poi di nascere tra una mamma e un figlio. Voi cassinare da casa lingua, sapete, sa lingua del brazzollo, sa lingua mamma, come dinare in altre varianti. Sì. Voi da proprio essere sa lingua che una mamma, cioè su figlio doveva con sa lingua, non sa affetto, non ci commenti non dà in bene, ma è una ricchezza umana questa di denti, una mamma. Devo questionare questa lingua, che è una sovrastrutture, diremmo, scolastiche, no? Sui più mio che dice in cambio, e c'è questione da usare, certo, non questione tradotto, questione con un italiano in sardo, ma che dato questione in sardo, ma rispondi in sardo, che dato questione in italiano, ma rispondi in italiano. E non mistura, a ricomprendo bene questa differenza. Questo con noi, Luita, devo tornare a traballo con questo giornale che nasce un anno fa, proprio questa volontà dei 4 amici che si continuano su Poita non fai un giornale tutto in lingua sarda, proprio favorire sul bilinguismo. Poita una fatica che si fa di mera e pensare che il bilinguismo è di rinnai sa portatura dall'italiano a sardo, sa vorriatura, non c'è come titolare. No, il bilinguismo di noi sa facilità di questionare due lingue alla stessa maniera, alla medesima maniera. Quindi, noi sono sceverato che tu fai tutto in sardo, arreschendo, maghetto, poi non è una cosa facile, proprio può aiutare gustando del bilinguismo. Poi ho fatto un pacchetto di studio su prima di fare questo giornale, anche con qua circa senso linguistica, e ho comprendo che chi su sardo, femmina, uomini, anziano, giovane, qualunque sardo, chi denti ananti o hanno scritta in italiano e hanno scritta in sardo, sa matessi no, e si voltava da legge in italiano e non in sardo. E in sardo sono servita da pago a fare un giornale e noi tu ti piasta un articolo in italiano e sa vorriatura in sardo, tanti mancai uno che gira da 2 a 3 frasi in sardo, poi accabata e tornata in italiano. E sai, io sono giovane, sono un pacchetto macchinotto, fatevo tutto in sardo. E sul giornale nasce grazie a un finanziamento delle regionali, chi non cesti, cioè non è finanziato d'ora, ma ci causa un po' di andare in analisi con scamba nostra, poi da questo giornale andavo per in media, e sono giornali che io sono andato convinta in America, poi andavo in Ungheria, in Germania, in media, locus, noi tutti in disardo,
e tu gigante in tutta la Sardegna, grazie a Deus, un giornale che arricci di articoli scritti in lingua comune, scritti in campidanese, scritti in varianti locali. Sa cosa ti importa che devi essere scritto a norma, cioè non scritto su come ti puoi dare, poi da usarlo è la lingua che si scrive in maniera differente dai commenti da vedauso. E questa cosa della regola è importante in mera, a scrivere scritti in maniera regolata. Poi, proprio così come da prima su dottor Moi, io sanno che c'è poco letteratura, no? No, questa letteratura c'è mega, c'è di che hanno esti con nota, e poi spippiuso, mancano gli strumenti scritti a norma. Difatti, tornando a su che vi andanno prima, dell'importo che i su sardo in scuola, ecco, è più tutto un noso che si usa in noi, pensai a quanto è importo a produrre trabalho su come ti custodei, poi chi non teneva su strumento puro può entrare in scuola, è difficile a dopo imparare questi più. Si fonti con un libro o più, ma fonti vago. Avanti a suo venitore di questa regione, non c'è su consiglierizzata di vago, dopo proprio intervistato sul giornale, no? A proposito di questa proposta di lei, che era il suo primo firmatario di questa proposta. Sono contenta a me che ci sia tradotto questo binario posso usare questa scuola. Questa cosa che manca è una programmazione ancora, cioè poi manca degli strumenti, manca una classe, una reusa dei docenti, c'è da gente che lavora nel mondo del Stato ma con competenze differenti, di questo laboratorio, ma magari mi antannai, sei in grado di imparare spiccioccheto sul liceo, devo sul liceo ho fatto un laboratorio, sanno passato per monumenti aperti a San Gavino, sono stato il primo che ho fatto a guida in lingua sarda. Questo spicciochetto sono questionata su sardo e ho fatto un laboratorio sempre gratis, tornando sempre con amore di questa lingua. Un laboratorio in noi questo spicciochetto si fonti posto su in gioco, anche vado a pago, imparavo a si presentare qui, a gattare un po' di confianza in questa lingua. E questa crisi la conosciamo, la nostra crisi di Santuento, la conosciamo in italiano, a pago quando studiavo, come tipo su sfuoco si chiama in sardo, e fino a appreciare su meta. Tornando al suo discorso dell'altra lingua, ecco, chi l'ha fatto poi in sardo, dopo lì da fare in spagnolo, dopo lì da fare in tedesco, poi su linguistico studiante a questa lingua lavoro, cioè, fino a me da stimolare a tu fai in main lingua, se a considerare su sardo come lingua. Ecco, devo voglio serrare in questa cosa. Non speravo qui questa regione rappresentata da questa direttora del suffizio, poi anche in un modo seguito tutto che ho fatto fino a Semo, aggiungendo non scettinoso ma proprio tutti i giovani che vogliono imparare, finanziando discorsi sul mondo di primo, finanziando i laboratori scolastici, extra scolastici e tutte queste iniziative che si indipendono a suba di questa tematica. Sa mancare, come ti dico Giampaolo, a volte si idee sono molto differenti, in lingua manca di essere usato sia da una, possa essere un pacchetto differente, però non sapere non so, per esempio, andavo in tutta la Sardegna a visionare sui giornali, si comprendeva a pari dotto, non tenevo problema, non tenevo su tutto, questa cosa di importo è stata salvare questa lingua, è andata a fare morri con questa generazione nostra, ma ci cade da votare in antisi, sempre ad ogni modo. Io nominavo a Oreste Pini, io dovevo convidare voi testi uno dei uomini che più attivi in questo mondo dessa lingua sarda, magari a sinnare commenti piti su
sa scuola tra una vari anni, come ti vedi su sardo in questa scuola, come ti si può, noi potete aiutare a andare avanti in questo standard. Prima cosa, torno grazie ai burro al suo comune di Sardara, poi si appareccia lo statuio. Con Sardara non tocca la burlai, che fa le cose come deve essere fatte, e a volte non vedi il suo diritto che deve fare innanzi di altre vite. E dunque, questo lavoro che hai fatto, penso che sia un altro passo umano per la lingua nostra. E noi abbiamo contento una scanto questione, tutto di importo umano. A cominciare dalla scuola, e a cominciare del Susardo e appunto il sardo standard e eccellenti. Devo trabalhare in scuola, sono maestro di lingua tedesca, o quando sono trabalhando in Muravera. Ho provato e faccio in scuola di Sardo Muro e mi sono laureato in Castello in lingua e letteratura straniera. Dunque, lavoro legando un picciochetto a pizzo di lingua. Sciamo già a picciocco che abbiamo visto maestro di scuola, abbiamo già iniziato e in conca potremmo tutti i nomi dei maestri e dei maestras preziosi in bons e malos. Pensando che sa maestra mala o sa maestra malaritta serve a sicuro. Poi termineremo, ecco, sa dontesa che ha fatto gussa non dà per fare idea. Sa dontesa che ha fatto gudo non dà per fare idea. E dunque in Pago Fuedo sa scuola è fatta dei maestri, è fatta dei mamas e babus, e ci sono i mamas che si gesciano, e c'è una mamma che si gescia, e c'è un'altra mamma che si gescia di lavoro, e come ti fai questo? Noi abbiamo fatto un grosso corso poi da una o due mamme si può gesciare, ma iniziando su canto balli di una lingua, e iniziando su che una lingua balli sui balli canto dottunoso, ci che uso deve fare su basso come ti deve essere fatto. E su basso tu devi fare sul governo mio, sa regioni, sul Parlamento mio esti sul Consiglio regionale, i onorevoli si tutti ischi devo votare andare a Elisa a rappresentare a me, e sa giunta e sul governo mio con su presidente da me. Noi gente che Dio non conosce, devo conoscere il gusto su, adesso prima subito. Devo andare in Sargioi, commente sardo, e no, ma vuole gusto. E insomma, che è vero che in esice sul governo nostro, e pomninai una, sa differenza umana che c'è di intrasa a sa politica, o meglio, sa su rivolta in conca su sardo, o sul governo sardo, e su rivolta in conca su scozzese, o sul governo della Scozia, non è tanti sa lingua, non so da merauso, mera de bruso tessuso. Su sardo, questionavo in noi de noso, e mera de bruso, de su gaelico che questionano tessuso in Scozia. Questo tu scendi dottoso. Magari è questa differenza. Questa differenza è che i scozzesi sono credenti mera de bruso in
in su governo solo, non su mera per sfago. E tanto su questo deve per accabbare. E poi l'ompia su Duncasa, noi come Accademia di Susardo Onlus, come presidenti, abbiamo già scritto una lettera, abbiamo buscato un mese a San Regioni, e dopo una voluto sapere la San Regioni sarà Riccio, assessore, sarà Riccio, cosa che non fu mai succedere in antis DCS questo assessore, dopo una questo punto. E sarà Riccio la Commissione Cultura e ti un oso assessore e la Commissione Cultura. Proprio a pizzo su questa questione di una mamma che si esce, di un altro babbo ai cinetti, e noi conoscevo già detto su storia nostra. Sa che si narra scientificamente proibizionismo linguistico, che è un'azione fatta dai governi italiani a cominciare dai suoi 23 di Mussolini, e sta acabata nel 1997, quando la regione ha votato sa lei 28 pizzi su questa lingua sarda. Adesso 23 al 97 fu passato 76 anni. Noi votiamo nei spalas 76 anni del proibizionismo. Non tocca la fuori su sardo, guai a tu che tu fuori, ma come in su 23 o meglio e cominciamo su 26 e tocca il dizionario a parte di tutto questo, quindi su sindaco chi vuole apparecchiare a tutti può questionare scelte della storia del suo proibizionismo, non è usarsi pregiauso, dei beni, con documentazione e non come cominciare questa cosa, quando è cominciare a poita e te succedio, le oi a crasi come ti sei comportato Gramsci, come ti sei comportato Aldo Moro, come ti sei comportato Sodottuso, insomma, sempre questa documentazione. In 76 anni è successo che quando mamma è entrata in scuola, mamma è su 33 e dunque a 6 anni, diventa già in aula, non fai raffreddare in sardo, la sbregungia, guai a tui, e dunque comincia in issa, nasce in 33, ha ragattato questa proibizione a scuola, scelti dei maestri, ma non della mamma sua, voi te con sa mamma e suo babbo, che stiano scelti in sardo, voi te una fuente buona su sa mamma che sarà in italiano. Magari seppe sarà mamma e sia manna, se coiara, e se un nasce deo in su 53, mamma andava a me pure non fu in sardo, e dunque se devo pagare in scuola, sa maestra che si chiede a minare guai a tu che fuori da sardo, e in plus mamma pure. Dunque se no su sa generazione di su 50 e 60 e 70 e 80 e 90 se io su messioso incottilao su in domo e a scuola, non faria raffreddare né in domo né in scuola. Questa è cosa che non sono più usciti. Ma poi l'ompia questa questione. O tornai a noi, noi accesti a rappresentanti ufficiali di questa regione. Questa regione deve scrivere una lettera ufficiale a tutte le famiglie di questa Sardegna, a tutte le scuole di questa Sardegna, a tutte le istituzioni di questa Sardegna, narrendo sul proibizionismo linguistico e sta accabato in 97. Tutto, finza sa mamma che andava Emanuela, deve ricevere questa lettera. Dove è scritto dessa regione che comanda la pizza su Tenoso, che non si usa votare e che non si usa come questa cosa brumanna, per ricca dell'usci, che quando stai usumai andavo a comandare a giuro, e essa si giurala. Ecco, essa regione che deve nai, Deo, lo pigai me in mauso, sa che sto dessa lingua sarda, e dollo incruvai a desigio mio, e deve camminare come in Deo. Questo deve fare questa regione. Una lettera scritta come si deve, lunga come si narra in italiano, articolata, narrando tutto su che succede in Sardegna, e finché si narrando Deo regione puro, Deo è tutto. Se è responsabile, voi Deo pure ha fatto questo e questo. O se dicevo su scarisce,
che Emilio Lusso ha combattuto in suo 47 volte barra, se lo vai a riconoscere la lingua sarda in suo statuto che vuoi scrivendi. E non danti lo accettare i sardos e totus, di suo scaresce che noi in suo statuto della regione non c'è un vuoto a pizzo della lingua sarda, cioè manco sul statuto del suo governo nostro, del suo Parlamento nostro, ha scritto che c'è usato che esiste lì. Dunque questa regione deve fare questo. Non devi fare. Poi da che non tu fai questa regione, tanto fai singolo. E scegli una questione di tempo. Questa regione non può perdere questa questione. E c'è sicuro un altro profeta umano. Scrivendo questa lettera, questa regione non sta andando contro Zannemus. Noi presenti a sudare che una cosa, un altro che ora un'altra. È una cosa che era accontentare a tutti, era fare piacere a tutti e non era costare una comera. E poi serrai con questa questione del suo libro, e devo a proposito leggi il suo correo elettronico prima di entregare Giampaolo, che è scritto in uno campidanese narauso, tra virgolette, standard, in una norma campidanese, e questo è importante in me, poi è importante poi e noi non possiamo fare un libro che balla settimo sardara o settimo campidanese. Ci ripettessi il libro che possono fare balli prodotti scomunicati di lingua campidanese. E poi noi si dobbiamo accontentare di lavorare a pizzo dei due barriere rimanenza. Dobbiamo lavorare a pizzo del suo campidanese e a pizzo del suo locutoresimo, parisi. Poi già il gusto a redescenti a scrivere un campidanese che anni bene a tutto i schibiviti in cave bascio e un locutoresimo che anni bene a tutto i schibiviti in cave su. E ho fatto già un passo manno. Allora, chi noi c'è scritto soli, noi in Cavallera narrato soi, altro sono nata sobi, altro sono sogui, solli e accidenti soli, è già una conquista manna, ma non tocca a pretendere meraviglioso, come se uso il solitico. Noi come accademia se uso una rende sempre che tocca a riconoscere, a accontentare e vivi a pari campidanese e locutoreso. Si deve usare rispettare e deve arrivare. Nessuno su deve vincere a pizzo su desato. Per questo questa regione con un programma manno dei noi internazionali a 20 anni poi tocca a fare il programma manno puro, poi a rinesce a fare accostare a velavello i due barrierari affari e a maniera che in università, quando noi studiamo con Bessiri maestro su desardo, e dunque mancano ancora i maestri, quando noi studiamo, e figlio nostro sta studiando in università, poi Bessiri maestro con laurea e abilitazione in lingua e letteratura sarda, ecco, il suo studio Ravello suona a satira, a maniera che quando ci attessi il concorso può entrare a lavorare in scuola, siamo tutti uguali, siamo uguali, iscavi su sesso e scambidanesi. Io penso sempre a sudiciare si grassi. E noi ma volli, a me che ha studiato in lingua, qualcuno benessere a minai, ma non ti sei saccattato lui, ma detta, ma non ti sei saccattato. È vero che poi in lingua ci sono competenze passive e stanno io non so tedesco, posso comprendere il tedesco, finza bene loro, lo posso comprendere già tutto, ma una cosa tu comprendi, ma s'altra tu questionare, che Dio mi vuole fare un concorso, poi entrai in suo stato in una cosa tedesca, in tedesco, Dio non ci dà fazzo a vincere a un tedesco, poi da isso conoscere il suo tedesco meglio su di me,
dare intento di piticco, e conosce tutti i dicios, tutto in strada sa chi non conosce, non posso conoscere. Dunque, in Sardegna pure, dobbiamo dare attenzione alla giustizia sociale della lingua. Quando ci vuntis concursos, dobbiamo essere tutti competenti in sa competenza attiva. Cabe sucessos e campi da meso. E questo tocca alla regione tu vai, a maniera che non ci sia filos e filastos. Poi ta finzas ai nati dei tre questo governo, antifatto filos e filastos. Commenti non antifatto sì, e questo non deve più succedere. Poi sa lingua si salva a scelte ghinoso, apprezzioso ed ambrassato, e se uso di accordi di oleo bene, e questo si vuole fare, scelte chi c'è giustizia. Grazie. Grazie Oreste. Oreste ha fatto un bel discorso infocato su presenza che aveva studiato con Luz, è uno dei guerrieri più attivi in conto in lingua sarda, canzoni di Asa Cattaus. E adesso per esempio parlai questo perché hanno fatto che non dovevo cercare di fare questo rappello questa ratifica del Scatto Europeo delle lingue minoritarie. Una di queste cose ancora in sospeso a Dolomano purtroppo. Conosco che ci può vedere che ciò così non vedi solo, dovrà pesare molto da pelle, sta. Una canalata che dorme, non ci che dorme, non videos. Molto capella di ci porta un come, all'estero all'estero. Cara, sono rientrato. Sì, amore. Ciao. Bene. Sono andato a scuola ma era chiuso per fare iscrizione al Garbino. Però in segreteria c'è un cartello che mi interessa, che possiamo chiamare per iscriverlo. Chiamiamo allora. Chiama il Garbino. Gabino, vieni che ti è dato papà. Oh, ehi, bravo. Dai, fai bravo però adesso, dai, fai bravo che chiamiamo. Metti lui la boccia qua. No, Gabino. Pronto, buongiorno. Scuola primaria statale Sardara, in che cosa posso essere utile? Sì, buongiorno, sono la mamma di Gabino. Chiamo per iscrivere Gabino al terzo anno. Premetto che Gabino parla già diverse lingue, tra cui inglese, francese e un po' di spagnolo. Però ci stiamo votando che imparassi a parlare anche il sardo. Anche se per scrivere E leggere soprattutto. Vero Gabino? No, ma io non ho capito, spiegatemi meglio. Gabino, fa sentire la signora segretaria, salutala in inglese. Good morning! Salutala in francese. Bonsoir, madame! Anche in spagnolo salutala. Buenos días! Ah, bene, molto bene. Siamo onorati per questa vostra scelta, ma siete certi che non si avranno conseguenze negative per la crescita del bambino? Scusate le mie perplessità, ma io è una vita che faccio questo lavoro e ritengo che il bambino potrebbe avere serie difficoltà di inserimento. Lo vuole capire, signora segretaria, che io e il papà ci teniamo tantissimo, anche se il bambino è piccolo, che impari a leggere e a scrivere il sardo. Casi la nostra, prima delle telefonate, io sono formato. Io faccio questa domanda, cioè a lei, se 482, su Rinaldi, a noi dovevo domandare, a imparare il nostro, a dire, stesso sardo. Ma guardi che può svolgere tante altre attività didattiche, la musica, aspettate che guardo, pittura, ecologia. La lingua sarda non c'è, insisto che dovete comunque cercare qualcos'altro e rischiate di confondere il bambino. Ma forse, ma riuscite che questa scienza dimostrava, perché Pietro sono tua lingua, sa? Comprende che in parte a me è stata cosa pure. Non ho capito cosa ragazzi mi fa di no. Sta squillando il telefono, amore. Sì, pronto? Sì, buongiorno, signor Pino. Sì, stiamo scrivendo... No, qui è tutto a posto. Stiamo scrivendo il bambino alla terza. Abbiamo, sì, scelto di fare la lingua sarda per il bambino, sì. La ringrazio, arrivederci. Arrivederci. Tutto a posto, sua segretaria, ad esempio?
Certo, certo che è tutto a posto. Trovato, è tutto ok. Ci vediamo in segreteria per rivedere le pratiche. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ragazzi, allora lei è l'ustessa. Amore, non prendertela. Ci sono persone che hanno ancora difficoltà ad accettare la loro lingua. L'importante è che non sappiamo la scuola intera, c'è meno di 7 anni di imparare a usare, dice così. E poi a mano c'è come detto, pregunta di dizionario e di usare. Sta lingua nostra loro. E tu cosa ne pensi, Gabino? Ah, a me papà e mamma mi hanno aiutato me. Poi da che ti comprendo. Questa scuola è una bella cosa. Bravo, Gabino. Ma io sono adesso no, c'è un amico Franco De Fabis che non si è andato, non si è iscritto, non ci si è ancora, che andai proprio quello a cosa all'estero. Poi ha regalato tutto, c'è stato un video, aveva pausa, fatto con lo settembre, tranquillo. Buona birria, io sono Franco De Fabio, sono professore di italiano e a ruolo di 8 anni sono impegnato di 35 anni a lavorare a pizzo del Salino Vasana. Chi non doveva essere regione, dove un noso. E ti ho fatto. Grazie a questo. Ho messo convitato a Paolo che si è sottoviato sul castello, ma iniziersi che sappiamo su. Battagliando contro questa possibilità di volta in Sardegna e su un tronaggio nucleare, no? Che si centrale in continente. Pensate su, e sul fatto che Zaina sa me e poi Sandro su. E su pensavo dei nomi dei suoi direttori. Fin da 5 anni fa, con un'altra parte dei scienze dell'Università di Castello, ho fatto Salina, cartina di Salina, tutto scritto in Sardegna, poi Sardegna. Si sono arrivato a Sardegna 30 anni, dopo fatto 10.000 cose, e la donna ministrina ha tutto il corso di attori, in Saia, in feste, e oggi c'è qualcos'altro, informato da scappo, sono elastico, lo si ricorda in dono. E gusta, Leo, sono dessa generazione del 60 anni, sono dessa generazione dove si canta a corpo di vecchia e di altri una bomba, una bomba si attrippanta. E si attrippanta se ne tanta cosa quando noi soffriamo in sardo. Io sono nasciuto prima lingua sarda, e uno oggi essa leva mia con una acustisi fiata già tutto su delle lingua uno sarda e delle lingua due italiane eccetera. Adesso italiano da prendere a 6 anni, 7 anni quando sono iniziato ad andare a scuola, come uno poi da prendere da apprendere è una lingua strana, insomma. Poi è buono tutto il suo discorso che fa, questa analisi che fa, io da contenta a dottoressa Suraccia, che è concordante di questa formazione degli insegnanti di San Basarda. Adesso, legando a mano questa possibilità di conoscere, di trattare cose, questa intelligenza, l'aspetto cognitivo, sul ruolo di questionare due e più lingue in settare giusta, no? Da 3 anni e 4 anni. E vabbè, io ho fatto 10.000 cose che sono in Sistina e oggi c'è poco altro. Sabrina Gianrosa, regalo sceltica cittadini, sabato, ma ex centro di correzione sociale, c'è stato presentato, c'è stato ricordo di Sergio Zeni, e lo devo sardo e italiano. Chi vuole sapere questa cosa di interesse umano. Un'altra cosa su Deja Noi, sono infatti, domenica, questi non nuclei dei, cioè Sagescia generale della Sardegna contro questo periodo della scoria radioattiva dell'Italia in dopo nostra. Questo è importante per partecipare. Cercare internet e sapere forma di partecipazione. E da loro grazie a Inna Cannaranta, lo sconvidava ai noi, che ancora non cambiato, non riuscivo. Deve costare se lo che c'è. Tanto non si conosce nemmeno, sono riuscito io, sei in incognito, mentre in lingua fuoristerra. Ma è muore la lingua nostra, lo so.
Ecco, guarda, io spero grazie, sono tutto su Chi Punti, Andrea Onnis, Gianni Voglia, Aldo Gardeo e Elena Dove. Elena è sta segreteria scolastica, non so e altri però scusate, questo ci dicevo, se ho posto, se ci può dire altri baghillato, una roba, non può grazie, noi siamo rasi, ci ho convinto tutto, sono grazie la dottoressa Roberta Podda dell'Università di Cagliari, dottoressa Isabella Piga, direttore del servizio lingua sarda, i collegas dessa consulta, Manuela Ennas, Oreste Vili, Susi Indigo e Craro, non spero non essere crescendo, il dottor Moise di Andao, delle cose fa, così attenti, erano già farò grazie a me, farò grazie a sul servizio biblioteca che veniva a Zagatai, grazie Laura e collega. Va bene, chiudiamo qua, grazie. Questa rima sa chilometro su zero, accentus e varianti sì, noi ed ottubero, pitas e cittadi sì, vicina e brazza, circa beni, cindede d'ogni razza, dignità di uguali tenni d'ognuna, e funti d'ottu cantu su una lingua comuna, e fata si comprendi sul cisello d'oro, e fata questionai d'ognuna modo solo, ci mi piaceva con questo gioco botta innantis, gioco con sfueddus, vocali e consonantis, H esti meso a saccabu des fueddus, H scinti fai si può pensare du spiccio che du su A, B, C, D, E Itta vari, itta c'è L, M, N, O, P in ogni logo e in ogni D impera su sard'alfabetu, gadi vai profetu, rima sa versus e motetu, questo schidinanta che esti un dialetto, naranta su fungo invece che bulletto, internazionali poi dendi campi danesu, ingreso italiano e spagnolo e un ubago e olandesu, otta cosa bella freschesti una lingua via, e la stima gaga l'incuno dia proibia, e ma bolli bilinguismo in sa città di mia, e narcotecaria e noi offelleria, o indi mi parli di vero de bir ancora, ischivi stanta sa manu, ai spipiusu messi scora.